Il re Sedecia rispose: ecco, egli è nelle vostre mani. Il re infatti non ha potere contro voi. Essi allora presero Geremia e lo gettarono nella cisterna di Malchia, principe regale, la quale si trovava nell'angolo della prigione. Calarono Geremia con corda, nella cisterna non c'era acqua, ma fango, e così circondati da un gran numero di testimoni, deposero tutto ciò che è inteso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della fede. Egli in quel tempo Gesù disse ai suoi: e non lo chiediamo soprattutto per voi ragazzi della Chiesa, per quello che non siete bambini, e quindi avete la possibilità di non accettarvi, di comprendere, di confessarvi, di osservarlo. È anche difficile che ci viene dato Gesù. Perché Gesù ci mette di fronte alla responsabilità di fare delle scelte. Ci dice che seguire Lui è una cosa difficile, perché o si sta con Lui o si sta contro di Lui, ma stare con Lui totalmente. Il Vangelo o si accetta totalmente, oppure e che oggi permette del sacramento della confermazione e poi cercare molto spirito a correggiarvi al posto di tutto il giorno che credete nella Santa Chiesa la redenzione del peccato, la risurrezione della carne e la vita eterna. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa. Noi ci curiamo di confessarci. Preghiamo di
Signor, posso fare? Sì, sì, va bene. Posso fare questa, signor? Facciamo questa la bancata, va bene?
Per il nostro vescovo Luciano Chiedi, pastore della nostra diocesi, e per il suo sostegno, noi possiamo rendere cristiana la comunità cittadina. Preghiamo. Perdonici noi, affinché per le nostre la Santa Madre nasconda il suo animo, la sua mente e il suo cuore, a una donazione completa del suo legge, nella disponibilità e nel sacrificio. Preghiamo. Per tutti noi che abbiamo ricevuto il battesimo e la cresima, affinché lo stesso Spirito ci faccia scoprire il vero significato della vita cristiana, alla quale siamo stati chiamati e più profondamente la testimoniamo al mondo. Preghiamo. Person.